grazie veramente profondo a Pierangelo e Anne che mi hanno fatto conoscere questo movimento e conoscendolo un pochino ho capito che questo movimento porta avanti da decenni delle cose che io ho capito da pochi anni. Ecco, quindi questo è un grazie per aver condotto una battaglia, un percorso culturale di cui abbiamo veramente bisogno. E io non sono un intellettuale, non sono uno che si occupa di politica, sono un ingegnere. Per cui quando Anna mi invita in questi consessi qua, ogni volta faccio un pochino di resistenza perché non mi sento di poter dire delle cose al livello a cui le ponete voi. Però poi Anna mi convince dicendomi che bisogna dare un po' di concretezza, far capire cosa vuol dire sta roba qua. E quindi ecco, io intervengo stasera con lo spirito di provare a dare concretezza alle cose che ha detto l'amico Guido Montani stasera, che sono tutte molto molto profonde, e cerco di dargli una dimensione concreta, ecco, e sperando con questo di dare un contributo. Cercherò di non parlare delle mie idee, cercherò di parlare delle idee dell'Unione Europea, perché siamo nell'MFE qui, ecco. Quindi parto da quelli che sono gli obiettivi del Green Deal e dell'URSS, indipendentemente che io li ritenga sufficienti o meno. Ursula ha avuto un coraggio straordinario, fin dal prima ancora del suo insediamento a Presidente della Commissione Europea, a dire che noi saremo il primo continente a emissioni zero entro il 2050 e che sarà il nostro andare sulla Luna. Credetemi, è molto di più della sfida che lanciò Kennedy quando lo Sputnik gli girava sulla testa, quando disse entro il 1970 andremo sulla Luna. È molto, molto di più questa sfida che abbiamo davanti. Cosa vuol dire emissioni zero 2050? E guardate, sinceramente lo dico, poi non dirò più altro delle mie idee, io penso che non basterà il 2050, che dobbiamo farlo prima, ma rimango agli obiettivi europei. Arrivare a emissioni zero di CO2 al 2050 vuol dire spegnere la combustione. Allora, tutti noi abbiamo studiato da ragazzi che la civiltà umana è nata dal fuoco, dalla scoperta del fuoco. Il termine esatto non è la scoperta del fuoco, ma è il dominio della tecnologia della combustione, perché il fuoco c'era anche prima. Noi abbiamo scoperto come dominare il fuoco. Ebbene, fare emissioni CO2 zero, dato che il 75% delle emissioni del CO2 sono date dalla generazione di energia, vuol dire rinunciare al fuoco. Per me che sono emiliano, scusate la battuta, vuol dire imparare a fare le tigelle senza il fornello e imparare a fare il ragù all'emiliana senza il fornello. E questo è banale. È molto più grande la sfida perché vuol dire riscaldare le nostre case senza bruciare il gas. Mettere insieme un sistema di trasporti, qualsivoglia, come vogliamo immaginarlo, ma senza la benzina e senza il gasolio. Tenere in piedi il sistema industriale senza il gas e tenere in piedi l'agricoltura senza i trattori che vanno a gasolio, dando da mangiare a 7 miliardi di persone. Non è una roba da poco. Questa è la cosa su cui dobbiamo concentrarci. Quindi eliminare la combustione da tutti i nostri processi industriali e dal nostro utilizzo privato nel giro di 20 o 30 anni senza la combustione dei fossili. Potremmo permetterci di fare, per capirsi, e lo dico sempre per alleggerire il tono, potremmo permetterci di fare il barbecue con la legna che potteremo dell'albero dietro casa. Quello sì, perché quello chiude il ciclo del carbonio. Ma tutto il resto no. Non è semplice, è una sfida enorme. Mai l'umanità ha avuto una sfida così grande davanti. Ed è chiaro che è una sfida, e questo Montani ha detto molto meglio di me, che si può avere una speranza di vincere solo con una governance mondiale, solo con un senso di responsabilità, solo con un senso di solidarietà e di condivisione. Da soli non ne veniamo fuori. Non ne veniamo fuori come Verona, non ne veniamo fuori come Italia, non ne veniamo fuori come Europa,
O l'umanità ne viene fuori o non ne viene fuori, non ce n'è un'altra di strada. Allora, con cosa sostituiamo il fuoco? È un tema. Allora, ad oggi ci sono solo 3 strade, 3 ingredienti. Il primo si chiama, piaccia o non piaccia il termine, sacrificio energetico, cioè godere di meno dell'energia. Tradotto, austerity, tradotto nel linguaggio scout, essenzialità, tradotto in altri linguaggi, modestia energetica, fare di meno. Quindi, tradotto, se oggi scaldo la casa a 20 gradi, domani scaldarla a 17, a 12, a 11, a 18, a qualsiasi numero inferiore. Questa è la prima strada. La seconda strada è efficientamento, cioè godere dello stesso beneficio consumando meno risorsa energetica. Quindi scaldo la casa alla stessa temperatura, ma coibentando la casa, o riscaldandola con dei sistemi impiantistici più efficienti. Quindi ho lo stesso godimento, scusate il termine, ho lo stesso beneficio, ma utilizzando meno risorsa primaria. Quindi efficientamento. Non vanno confuse queste due gambe, sono due cose radicalmente diverse. La prima attiene alla politica e all'etica, la seconda attiene alla tecnologia. La terza strada è spostare la generazione di energia dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Queste sono le 3 gambe dello sgabello, e uno sgabello non può stare in piedi su una gamba o su 2 gambe, ha bisogno di tutte e 3 le gambe. Perché se aumentiamo i consumi a dismisura, le energie rinnovabili non possono farcela. Quindi le 3 strade sono inscindibili una dall'altra. Sta alla politica scegliere il giusto mix. È come se facessimo una torta. Nella torta c'è sempre la farina, lo zucchero, il burro e le uova, più o meno. Perdonatemi, i vegani mi perdonino. Posso cambiare il mix di queste 3 cose, ma non faccio una torta solo con la farina o solo con le uova. Quindi noi dobbiamo mettere insieme la modestia energetica, l'efficientamento energetico e le rinnovabili. Bene, parto dall'Italia per fare un esempio molto concreto. L'Italia oggi ha 100 di consumo di energia primaria. Di questi 100, solo 21 vengono dal sistema elettrico. Gli altri 79 sono direttamente uso di gas o carbone o gasolio. Complessivamente l'Italia ha solo il 7% da rinnovabili, che era l'obiettivo che doveva raggiungere, l'obiettivo 20-20-20. Scusate, 17. Questo 17 è ottenuto nei diversi comparti, che sono i trasporti, l'edilizia, cioè il riscaldamento e il condizionamento degli edifici, e il settore elettrico, sono ottenuti con un mix diverso. Nel campo dei trasporti la componente rinnovabile è risibile. Nel campo del riscaldamento è molto contenuta. Nel settore elettrico sfiora il 40%, perché grazie alle politiche degli ultimi 20 anni siamo riusciti, grazie all'eolico e al fotovoltaico e al precedente esistenza dell'idroelettrico, a portare la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili addirittura al 40%. Quindi, ricordando che dobbiamo fare modestia energetica e efficientamento energetico, poniamoci la domanda: quel poco di energia che dovremo produrre dopo aver fatto efficientamento e dopo aver fatto sacrificio, come lo produciamo? Con le energie rinnovabili. Passando sul piano tecnologico riscontriamo che, mentre appunto nel settore trasporti e nel settore riscaldamenti non abbiamo
tanto in termini di energie rinnovabili, nel settore elettrico abbiamo due strumenti nuovi che hanno avuto una maturazione tecnologica straordinaria, come ricordava anche prima Guido, eolico e fotovoltaico. Quindi qual è il percorso che individua l'Europa per arrivare allo 0% di emissioni? Ovviamente il sacrificio energetico, ovviamente l'efficientamento, e nel passaggio a rinnovabili vede come strumenti principali l'eolico, il fotovoltaico e soprattutto la conversione di una gran parte degli usi finali dell'energia al vettore elettrico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se nel settore elettrico ho due strumenti di rinnovabili che sono prossimi alla maturità tecnologica e negli altri settori non ce li ho, devo cercare di spostare gli usi finali dal fossile all'elettrico. Faccio un esempio concreto. Oggi la maggior parte di noi scalda le case a gas, con delle caldaie che hanno l'80-90% di rendimento. Che cos'è il sacrificio energetico rispetto a una casa? È portare la temperatura da 20 gradi a 18, 17, 16, quello che sarà. Qual è l'efficientamento energetico legato al riscaldamento di una casa? È mettere il cappotto alla casa, in modo che diminuisco del 20% il consumo grazie al sacrificio energetico. Lo dimezzo grazie al cappotto e rimango al 35%. Dopodiché cos'altro posso fare? Posso far sì che il riscaldamento, invece di farlo con una caldaia a gas, lo faccio con una pompa di calore alimentata a energia elettrica, che ha un COP, cioè un coefficiente di rendimento che è pari al 300%. Quindi se prima partivo da 100, scendo a 80, sono numeri di mia fantasia ovviamente, scendo a 80 col sacrificio, scendo a 40 con l'efficientamento, col COP 3 sono a 13. E quindi il mio consumo di 100 diventa 13 e quel 13 elettrico lo faccio interamente da rinnovabile, eolico e fotovoltaico. Perché avendolo ridotto in quella misura, riesco a affrontarlo con l'eolico e col fotovoltaico. Questo è il percorso, non posso eliminare nessuna di queste tre gambe, perché se no per le altre gambe diventa un percorso inaffrontabile. Vengo a quel rimanente 13%. Guardate, ho fatto l'esempio da casa, posso farlo sui trasporti. Io qui sul desktop ho delle slide della ricerca di sistema, non delle idee di Marco Giusti. Quindi se avanza qualche minuto dopo le mostro per far vedere che sono studi fattivi della ricerca di sistema, che è la ricerca di Stato, cioè è la società che si occupa della ricerca nel settore energetico per missione datagli dallo Stato e che sta rispondendo alla domanda come si può arrivare al Green Deal dentro il sistema elettrico italiano. Veniamo a quel 13. Quel 13 lo devo fare. Fare quel 13 con fonte rinnovabile da solo è una rivoluzione mostruosa. È già una rivoluzione mostruosa portare a scaldare le case a una temperatura più bassa. È già una rivoluzione mostruosa coibentare tutte le case. È già una rivoluzione mostruosa rifare tutti gli impianti interni alle case, perché possono andare, nel caso specifico, non è detto che tutte debbano andare così, ma per stare sull'esemplificazione, a pompe di calore. In più, fare quel 13% per eolico e fotovoltaico, sapete cosa vuol dire? Vuol dire, non so il termine in italiano, rendere la generazione a fotovoltaico al 2050 15 volte maggiore di quella attuale, dalle 15 alle 20 volte, e rendere la generazione da eolico attuale al 2050 10-15 volte di quella attuale. Questo vuol dire fare un'ennesima, la terza rivoluzione.
perché vuol dire accettare, fare accettare ai cittadini e ai territori questa intrusione, questa invadenza pervasiva delle energie rinnovabili sui loro territori. Io sviluppo progetti di impianti eolici. Vi assicuro che ogni volta che proponiamo un progetto di impianto eolico abbiamo almeno 5 comitati contro, almeno. Non solo, ma vuol dire rendere il sistema amministrativo capace di autorizzarli. Attualmente, quando si propone un impianto eolico, un impianto voltaico, il tempo medio di autorizzazione di impianto è 5-6 anni e la probabilità di successo è tra il 15 e il 20%. Siccome, allora, questo non sarebbe un problema di per sé, ma siccome tutto questo lo dobbiamo fare in 20 anni, e questo vuol dire fare qualcosa come, scusate il termine tecnico, dai 5 ai 10.000 megawatt di nuovo installato ogni anno, quando oggi l'installato annuo di rinnovabili è 400 megawatt, vuol dire che il nostro sistema pubblico autorizzativo deve moltiplicare la propria capacità di autorizzare progetti e i territori devono aumentare la propria accettabilità degli impianti di un fattore 15. Quindi, cosa sono a dirvi io stasera? O cosa ho in animo di dirvi? Primo, è una sfida molto grande. Secondo, la sfida in sé tecnologicamente non sarebbe difficile. Ciò che la rende difficilissima è il pochissimo tempo che abbiamo a disposizione per vincerla. Terzo, questa sfida implica cambiare non solo il sistema industriale, non solo il sistema energetico, non solo tutte le case, ma vuol dire innanzitutto cambiare il modo di approcciare le cose alla pubblica amministrazione e il modo di accettare le cose della popolazione. C'è una rivoluzione culturale enorme davvero davanti a noi. Io fino a 5 anni fa, 10 anni fa, ero convinto che il problema fosse tecnologico e ho dedicato anni a studiarlo, ho fatto il possibile. Oggi temo che il problema sia politico, psicologico, antropologico, culturale. Oggi questa è una sfida che è più degli psicologi, dei filosofi, degli umanisti. Ed è per questo che è stato bellissimo incontrare gente come voi, perché voi vi battete su questo piano qua. Però sapete meglio di me che uno dei grandi limiti della cultura italiana, che è tra le più ricche del mondo, è quello della frattura fra il pensiero scientifico e il pensiero umanistico. Dobbiamo ricongiungere questi due pensieri per riuscire a spiegare alla gente cosa abbiamo davanti. Perché se non tiriamo a bordo la gente di questa sfida, la transizione energetica non la può fare l'Enel, non la può fare nessun altro, non la fanno gli ingegneri. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Abbiamo tutte le risorse tecnologiche, abbiamo tutte le risorse intellettuali per farle, la risorsa che ci manca di più per farle è il tempo, perché i climatologi ce lo dicono, il tempo non ce l'abbiamo, il tempo è scaduto. Come dice Mercalli, l'era, replicando Churchill, siamo già nell'era delle conseguenze. Siamo come un corpo che ha una cancrena e che non può più tornare come prima, perché questi sono i cambiamenti climatici. Noi possiamo solo fermarla a dove è arrivata. E per fermarla dobbiamo agire con la decisione con cui agisce un chirurgo. E la grandissima sfida, dentro questa grandissima sfida, è farla in maniera democratica. E questo è quello che mi ha fatto capire il movimento federalista europeo. Ci sarà un momento in cui le faremo per forza queste cose, ma se vogliamo farle in maniera democratica dobbiamo farle per tempo.
E questa è la sfida dentro la sfida. Io se ho un minuto e se ho la condivisione vi faccio vedere 2 grafici, se no anche chiudo anche qua perché quello che volevo dire l'ho detto. Forse vediamo se, Se ho un se minuto e dopo... se ho la condivisione. aspetta Marco un secondo perché credo che abbiamo un altro relatore che magari Non sento facciamo... niente. Ah, scusate, scusa, Senti? sì, Mi dimmi. senti? Sì? Niente, dicevo, siccome credo che ci sia un altro relatore, magari possiamo far intervenire altre Allora mi persone fermo. perché... Sì, Dico solo un'ultima cosa. Stiamo attenti a non cadere nel mettere il vino nuovo nelle botti vecchie. Vi faccio un esempio concreto. Da quando il Green Deal è partito, è 3 mesi che parliamo di idrogeno. L'idrogeno non è un'energia rinnovabile. L'idrogeno è un vettore che può accumulare energia, si chiama idrogeno verde nel gergo, dalla produzione di energia rinnovabile. Quindi l'idrogeno sarà necessario nell'ultimo colpo, nell'ultimo sforzo di Reni, nell'eliminazione dell'ultimo 10% a causa della non programmabilità delle rinnovabili. Però guardate caso che il dibattito che sta avvenendo dappertutto si sta centrando sull'idrogeno invece che sulla generazione da fotovoltaico e da eolico, che sono le 2 vere fonti. Cioè ci stiamo preoccupando del comignolo quando dobbiamo ancora mettere le fondamenta. Quindi attenzione al riciclo dei vecchi business e dei vecchi modi di pensare, del vino vecchio, quando dobbiamo inventare delle bottine nuove. Avrei dei grafici, ma solo se avanza tempo. Grazie a tutti. Grazie mille Marco e